Fu dovuta ad una caduta accidentale la morte di Domenico Mauro Antonio, lo studente padovano di 19 anni che il 10 maggio 2015 precipitò dal quinto piano dell'hotel dove alloggiava insieme ai suoi compagni in gita a Milano per l'Expo. Il giudice per l'indagine preliminare ha archiviato l'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Per la famiglia dello studente del liceo Nievo questa notizia si abbatte come una tegola proprio a pochi giorni dal secondo anniversario della morte del figlio. Il legale dei genitori del ragazzo aveva chiesto di indagare ancora su 6 compagni di classe, ma per il giudice il giovane era solo quando cade dal quinto piano. Un'indagine complessa e difficile che ha visto il susseguirsi di numerose perizie, consulenze tecniche di cui si era avvalsa la squadra mobile di Milano che ha ricostruito quella drammatica notte. Domenico Mauro Antonio aveva bevuto molto e il ragazzo si sarebbe sentito male in camera, sarebbe uscito dalla stanza in preda ad una forte crisi intestinale e si sarebbe trovato nel corridoio da solo. In stato confusionale poi avrebbe aperto la finestra del corridoio, forse per prendere aria, avrebbe lanciato di sotto i vestiti sporchi e si sarebbe sporto dalla finestra e sarebbe caduto accidentalmente, probabilmente per un malore o per un capogiro. Respinta l'istanza di opposizione presentata il 22 marzo scorso dalla famiglia dello studente, che aveva chiesto di comparare un profilo genetico trovato sulla mano del povero Domenico. Secondo il legale difensore, infatti, il ragazzo sarebbe stato tenuto fuori dalla finestra per le gambe prima di precipitare. Il giudice invece ha deciso di chiudere l'inchiesta con un'archiviazione.